Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Oggi a maggior ragione siamo in diretta perché in Veneto è entrato in vigore, come nel resto d'Italia, il Green Pass obbligatorio sul posto di lavoro. È una giornata molto complicata, per alcuni versi meno complicata di quello che si pensava, per altri versi invece la situazione si è fatta un po' più complicata di quello che si pensava. Noi possiamo raccontarvela per filo e per segno in diretta, grazie ai nostri giornalisti che sono sul campo da questa mattina per seguire quello che sta succedendo nelle varie città del Veneto, nelle varie zone del Veneto. Quindi oggi sarà un Focus TG, se tutto andrà bene, perché poi è sempre da mettere in conto l'intoppo tecnologico nella giornata. Però insomma possiamo raccontarvi quello che succede da Vicenza, Padova, dalla provincia di Treviso, da Bassano, da tutte le città del Veneto in cui si stanno facendo i conti con l'arrivo del Green Pass. Ma non perdiamo tempo, andiamo subito da Gabriella Basso che è in centro storico a Vicenza. Gabriella, buongiorno. Buongiorno a te Ferdinando e telespettatori di Rete Veneta. Oggi è effettivamente il D-Day del Green Pass obbligatorio, perché da oggi in tutti i posti di lavoro pubblico o privato appunto è previsto il controllo del Green Pass. Qui in città Vicenza ci sono state varie manifestazioni, si è cominciato già con un sit-in permanente in Piazza Esedra, siamo zona Campomarzo, dove qualche centinaio di persone si è radunato e ha manifestato in maniera, una manifestazione ovviamente autorizzata dalle forze dell'ordine presenti. C'era una moltitudine variegata da persone che da lavoratori di azienda addirittura, o a persone che normalmente semplicemente andavano a manifestare, erano a casa e andavano a manifestare, insomma diciamo Green Pass e no Vax. Abbiamo raccolto anche qualche testimonianza. Gabriella, ti interrompo perché abbiamo già le immagini, le facciamo vedere mentre tu ci racconti intanto di quelle di Campomarzo, poi vediamo quelle del centro. Raccontaci. Sì, infatti come vedete sono qualche centinaio di persone abbastanza nutrite, ma persone diciamo normali del più vario genere, lavoratori, non lavoratori, giovani, meno giovani. Ovviamente c'erano moltissimi cartelli, c'è stato anche l'inno d'Italia perché comunque loro parlano di libertà. Ecco, questo è uno dei cartelli per esempio, e loro si sentono anche dalle testimonianze raccolte vessati in qualche modo da chi è vaccinato, dall'obbligo del vaccino, dall'obbligo del Green Pass. Viene vista appunto come una coercizione, una mancanza, un togliere la libertà. Questo è quello che loro hanno gridato in tutti i modi, e se oggi è stato un sit-in non vuol dire che le proteste non finiranno, anzi hanno dato appuntamento a nuove manifestazioni, quindi vuol dire che continuerà questa, nonostante l'obbligo del Green Pass e quindi i controlli, continuerà appunto la protesta, continueranno a manifestare. Ora avete libertà, basta bugie. Poi dopo se vogliamo ragionare, alcuni diciamo ci sono varie posizioni su cos'è il vaccino, su cosa non è il vaccino, diciamo c'è anche un po' forse di confusione probabilmente tra molti di loro, però insomma vedete sono tantissimi. Qui l'applauso dopo la fine dell'inno d'Italia, c'era un relatore, una specie di pseudopalco insomma dove si arringava un po' la folla che è sopraggiunta da stamattina insomma. Allora Gabriella, aspettati perché dietro di te sta passando un'attrezzatura anche abbastanza rumorosa, ti solleviamo. Siamo in Corso Palladio, quindi già dall'idea proprio di quanto siamo sulla notizia, siamo sul momento, ecco, di quello che sta accadendo. Vediamo alle tue spalle i carabinieri in assetto. Ci sono stati problemi? Ci sono stati problemi, però praticamente diciamo che c'è tantissimo movimento, c'è tantissima gente, che non è un normale di venerdì qui a Vicenza a quest'ora, se non fosse giovedì, giorno di mercato. C'è a poche distanze davanti al comune di Vicenza, Palazzo Trissino, si è appena conclusa un'altra manifestazione, questa volta dei sindacati autonomi CUB, una manifestazione in cui diciamo un po' si è stigmatizzato il fatto che il sindaco di Vicenza ha pagato il tampone per
per i turisti, ma invece per i suoi lavoratori, i lavoratori del comune, il tampone se lo pagano loro, quindi non viene offerto ai lavoratori. Ma anche poi si è parlato in questa, vedete le immagini, infatti questa è la Turetta, che è la responsabile del CUP distaccato autonomo di Vicenza, ma è proprio diciamo che questa è la parte dei lavoratori pubblici, se vogliamo definire così, e quindi siccome diciamo, dal Campo Marzo stanno risalendo i manifestanti della manifestazione appunto lì di Campo Marzo, stanno venendo verso il centro, chiaramente le forze dell'ordine si stanno spostando verso questa parte. Gabriella, allora ti chiediamo un'informazione anche di servizio. Hai avuto manifestazione poi nel primo pomeriggio, quindi è una giornata molto intensa anche per Vicenza, anche se ti devo dire che per quanto riguarda le attività ai negozi qui è abbastanza tutto normale. Gabriella, allora due cose. Innanzitutto rimaniamo d'accordo, lo diciamo anche a favore dei nostri telespettatori, che qualsiasi cosa succeda ci risentiamo, quindi vediamo cosa succede a Vicenza in diretta. Però ti chiediamo, la calma, cioè è tutto a posto? Sappiamo che in queste occasioni a volte sono stati presi di mira i giornalisti, anche le nostre truppe, anche i nostri giornalisti, i nostri tecnici. Ricordiamo nella Marca trevigiana i nostri giornalisti offesi e insultati. Va tutto bene o è una giornata un po' delicata da questo punto di vista? Allora, è in parte delicata, nel senso che io quando sono stata alla manifestazione in Campo Marzo sono passata tra la gente, ho parlato, ho chiacchierato con i manifestanti e sono stati tutti, diciamo, o non mi hanno voluto parlare, semplicemente non hanno voluto rilasciare dichiarazioni, ma sono stati tranquilli. Chi mi ha parlato molto tranquillamente. Tornando verso il centro invece ho avuto una discussione abbastanza forte con alcuni di loro, molto aggressivi, molto diciamo incapaci di mantenere proprio la calma. Non ci sono stati momenti di particolare tensione, però l'aggressione è stata proprio verbale. E altri colleghi di carta stampata e di televisione sono stati, comunque non gli hanno concesso di entrare all'interno della manifestazione. Addirittura. Allora Gabriella, intanto grazie per queste informazioni, grazie anche per la testimonianza di quanto è accaduto. Sappiamo che fare il nostro lavoro, fare il lavoro del giornalista in questi frangenti risulta a volte anche molto delicato, molto complicato. Noi portiamo sempre in casa dei nostri telespettatori quello che sta succedendo in Veneto e cerchiamo di farlo nel modo più sicuro possibile, ma sappiamo che sei in buona compagnia, sappiamo che c'è la massima attenzione. Dicevi Gabriella? No, c'è anche il mio collega Simone Squarcina che ovviamente mi è stato anche d'aiuto, perché ti dico, nel venire verso il centro c'è stato un momento di tensione, ma lui è stato molto bravo anche a tranquillizzare me e a tranquillizzare le altre persone che insomma ci stavamo un po' azzuffando verbalmente. Verbalmente l'importante. Vediamo come andrà a finire, ma siamo certi che non accadrà nulla. Gabriele, intanto grazie per questo collegamento, per questo primo collegamento, perché siamo certi che ci risentiremo da Vicenza. Sarà una lunga giornata. Tutto quello che non diciamo adesso lo diciamo nel TG Vicenza di questa sera, lo vedranno i nostri telespettatori, quindi diamo appuntamento a questa sera. Per tutto il resto, grazie, buon lavoro, buona giornata. Buon lavoro a voi. Noi torniamo in studio. Allora, noi siamo, sarà una giornata molto di corsa anche per quanto riguarda il Focus TG, perché abbiamo in programma collegamenti davvero molteplici. Stiamo aspettando di poterci collegare anche con la provincia di Treviso, dove fra poco ci racconteranno di quel che sta succedendo davanti all'Electrolux di Susegana, dove è in programma, non ora, non in questo momento, ma una manifestazione di protesta, uno sciopero proprio per i temi di cui stiamo parlando. Quindi in attesa di poter andare, anzi vista l'ora, facciamo una piccola parentesi, perché sì, parleremo del Green Pass, però non c'è solo quello in Veneto, non accade solo quello. In Veneto accade anche che ci sono tantissimi alpini, tantissime penne nere, e oggi è il loro compleanno, perché il 15 ottobre del 1872 fu firmato da Vittorio Emanuele II a Napoli il Regio Decreto che sancì la nascita delle cosiddette compagnie alpine, poi diventati gli alpini, diventati le penne nere. Sappiamo il rapporto che c'è fra la nostra emittente, fra Rete Veneta e Gruppo Media Nord-Est, e gli alpini di tutta Italia, le nostre dirette dalle adunate, ma anche solo dalle manifestazioni
tra virgolette minori, quindi le adunate più locali, i ritrovi, gli stessi festeggiamenti del centenario della sezione ANA Montegrappa di Bassano del Grappa qualche settimana fa ha portato insomma ancora una volta a rinverdire questo rapporto, a rinsaldare questo rapporto. Quindi a tutti gli alpini del Veneto e d'Italia vada il nostro augurio, come si suol dire, di buon compleanno, un brindisi a loro, e saremo sempre lieti di poter raccontare quello che fanno, non solo in tempo di festa ma anche e soprattutto quando c'è da rimboccarsi le maniche e mettere magari le mani nel fango per dare una mano, per aiutare in tutte le situazioni. Quindi ancora una volta buon compleanno alpini. Adesso noi con la regia di Alessandro Costacurta facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo e abbiamo tantissimi collegamenti subito da Treviso. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in diretta, in onda, per raccontarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Gran parte di questa parte della nostra informazione ovviamente sarà basata e incentrata sulla novità del Green Pass, l'arrivo del Green Pass sul posto di lavoro. Ci sono alcune manifestazioni in corso in Veneto, per esempio abbiamo appena visto immagini da Vicenza. Sappiamo che c'è qualcosa in corso anche a Longarone, poi vedremo immagini anche che ci arrivano dalla provincia di Belluno, ma ci aveva raccontato la nostra collega Gabriella Basso di qualche momento di tensione con alcuni dei manifestanti, naturalmente una scaramuccia verbale, uno scambio di opinioni anche se acceso, tutto era finito lì. Invece qualcuno ha ben pensato, e vi facciamo vedere la foto immediatamente, di lasciare un biglietto sulla macchina di servizio di Rete Veneta, della nostra emittente, con i loghi ben visibili anche da lontano. Qualcuno ha pensato di dirci questa cosa della quale facciamo onestamente fatica a capire il senso, tutte le parole che compongono questo messaggio che ci è stato recapitato sulla macchina di servizio della redazione di Vicenza appaiono in questo momento difficilmente spiegabili proprio per quello che vogliono dire. Naturalmente segnaleremo tutto questo a chi di dovere, la nostra redazione si occuperà di segnalarlo a chi di dovere e vedremo poi che cosa succederà. Naturalmente ne faremo menzione anche all'editore, al nostro direttore, perché si sappia quello che sta succedendo nello svolgimento del lavoro dei nostri giornalisti, che sicuramente non se ne vanno in giro ad attaccare briga o ad attaccare bottone. Allora, dicevamo, eravamo pronti per poter andare a parlare con Lucio Zanato, che è all'Electrolux di Susegana per le manifestazioni. Lo avvertiamo che lo stiamo cercando per poter... Non chiedo alla regia di passare l'immagine nel nostro monitor di servizio, così che io possa vedere da qui Lucio Zanato. Ce l'abbiamo. Allora andiamo senza perdere tempo, andiamo subito da Lucio Zanato davanti all'Electrolux di Susegana. Lucio, com'è la mattina da quelle parti? Buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. La mattinata qui diciamo così, si sta svolgendo in tranquillità, non ci sono stati i momenti di tensione che tu raccontavi a Vicenza. C'è stato il presidio qui davanti all'Electrolux di Susegana alle 5 di questa mattina, un presidio dove c'è stata una buona partecipazione, almeno detta dai sindacati, tanto è vero che solo una linea su 4 in questo momento è operativa. Noi intorno alle 13 qui si riformerà un secondo presidio con il cambio del turno. Ricordiamo che l'Electrolux ha 1100 dipendenti, il 20% dei quali non è vaccinato, quindi non ha il Green Pass se non attraverso i tamponi, e quindi questa protesta probabilmente, anzi sicuramente, corre proprio per riuscire ad ottenere la gratuità di questi tamponi. Dicevamo appunto, la presenza a questo sciopero è stata, almeno per quanto riguarda il primo turno, importante. Se una
una linea su 4 è entrata in funzione solamente. Ricordiamo anche che molti dei contrattisti a termine hanno partecipato a questo sciopero. Ricordiamo che sui 1100 dipendenti poi ci sono circa 250 dipendenti che sono in contratto a termine. Ma non è l'unico presidio che in provincia di Treviso come dire, ha contestato l'entrata del Green Pass per lavorare. Ricordiamo qui vicino, relativamente vicino a Vittorio Veneto, c'è il gruppo Zoppas, quindi la RIC e la SIPA, che conta circa 1300 dipendenti, e da questa mattina c'è un presidio proprio no Green Pass da parte di un gruppo di lavoratori. Insomma, il tema del Green Pass anche nella Marca Trevigiana sta per certi versi dividendo la popolazione, i lavoratori, tra chi si è vaccinato, chi si è convertito, diciamo così, al tampone ogni 48 ore e chi invece proprio del Green Pass non ne vuole assolutamente sapere. Continuiamo a parlare di Green Pass e soprattutto di tamponi e di vaccini. Va anche segnalato che prima di venire qui ho fatto un giro veloce a vedere com'è la situazione dei tamponi o comunque delle persone che vanno a farsi il tampone per avere appunto il Green Pass temporaneo. Posso dire che mentre c'è il tutto esaurito nelle farmacie di tutta la zona, almeno di Treviso e immediata periferia, al centro tamponi della dogana praticamente non c'era nessuno, mentre nel centro tamponi appena da poco costituito al centro di Villorba, dove si fanno anche i vaccini, la situazione è un po' più, diciamo così, intensa. Nel primo caso sono arrivato intorno alle 10, 9:15 di questa mattina, e ho contato 10 auto, 10 persone che si preparavano per il tampone. E il personale di turno mi ha spiegato che di solito diciamo che questa è la prassi, nel senso che le persone vanno a farsi il tampone dopo le 18 di sera. Ieri sera ad esempio c'è stato un super lavoro, ci hanno detto i sanitari, abbiamo incominciato alle 18 e abbiamo finito alle 21. Non sarà la stessa cosa questa sera, ci hanno già preannunciato, perché domani è sabato e quindi molta gente, non andando a lavorare, tende a risparmiare almeno uno dei 3 tamponi che dovrebbero essere, diciamo, di prassi per poter coprire la settimana lavorativa, mentre domenica mattina si aspettano un altro pienone, proprio perché poi lunedì mattina bisogna avere il tampone. Questo per quanto riguarda il centro proprio della dogana. Mentre per quanto riguarda il centro di Villorba, devo dire che ho visto un discreto movimento sia per le persone che andavano a farsi il tampone, ma anche per persone che andavano a vaccinarsi. Personalmente ho incontrato 4 persone che andavano alla prima vaccinazione, anzi che sono vaccinate per la prima volta. Oggi tra l'altro a Villorba si faceva Pfizer, e quindi potremmo, giusto per concludere questo collegamento e tirare le somme di questo primo collegamento, potremmo dire che l'accompagnamento, come viene chiamato così dal governo, attraverso la via d'uscita dei tamponi, però con qualche difficoltà, quindi con la volontà di poter convincere gli indecisi a poter procedere alla vaccinazione, e almeno qui nella nostra zona si sta verificando. Tante persone, ripeto, 4 persone, insomma è un campione sicuramente non esaustivo, però indicativo. 4 persone incontrate così al momento che andavano a farsi la prima vaccinazione, dà il senso di quanti indecisi ci possono essere ancora e quanti, proprio in virtù di queste, diciamo così, di questo bisogno di Green Pass per andare a lavorare, si stiano avvicinando alla almeno prima vaccinazione. A te Ferdinando. Lucio, allora, prima di lasciarvi andare, perché sappiamo che sarà una giornata molto, molto impegnativa anche per voi, ti chiedo, dall'alto della tua esperienza di giornalista, di collega, che hai visto tantissime situazioni in Veneto, questa probabilmente è un po' nuova, la tua opinione sull'aria che tira qual è? Ci sono, nel senso, hai visto persone in difficoltà, persone arrabbiate, persone disperate? Veniamo da un collegamento con Vicenza dove c'è anche della rabbia. La nostra collega Gabriella Basso è stata un po' presa di mira da alcuni manifestanti che le hanno fatto capire che insomma non era giornata.
Allora, posso solo dirti che secondo me un conto è la manifestazione, un conto è il presidio di protesta. Un conto è essere fuori da una fabbrica con persone che vogliono andare a lavorare, con persone che vogliono scioperare, con un confronto. Un conto invece è, diciamo così, una manifestazione. Io ho partecipato nel senso che ho dato conto delle manifestazioni che all'inizio si verificavano in Piazza dei Signori a Treviso, e posso dire che lì c'è proprio il mondo dei Novax, cioè proprio al di là del mondo dei no Green Pass, e tutto questo secondo me è legato a una frattura sociale. È inutile che ce la raccontiamo, questa situazione ha creato una frattura sociale che si può trovare nelle fabbriche, si può trovare per strada, si può trovare al bar, si può trovare addirittura in famiglia con, che ne so, il marito che si è vaccinato perché deve andare a lavorare, la moglie invece che non si è vaccinata, e questo crea dei contrasti. Ecco, secondo me questo è il punto da cui ripartire per cercare di trovare una soluzione che riporti quella che secondo me, a mio avviso, stando sulla strada, potrebbe essere una frattura che invece tende ad ampliarsi, ad aprirsi ancora di più. Domenica ho incontrato Massimo Cacciari e proprio gli ho fatto anche una domanda in tal senso, e lui mi ha risposto dicendo che le valanghe iniziano sempre da piccoli sassolini, e quindi su questa frase direi che c'è molto da riflettere. A te. Assolutamente, Lucio. Intanto grazie per averci dato questo punto di vista decisamente interessante e anche importante su quello che sta succedendo, per cui dallo studio è difficile anche capire il polso della situazione. Già il fatto di parlare di situazioni diverse fra chi vuole andare al lavoro, chi ribadisce il diritto al lavoro, e invece chi magari parla più con la pancia, ci perdonino eventuali persone che magari non sono d'accordo con questo, però già queste differenze fanno capire la complessità del tema di cui stiamo parlando. Naturalmente noi non possiamo fare altro che raccontarlo per filo e per segno da tutto il Veneto, con tutti i nostri giornalisti sul campo, quindi poi ognuno trarrà le proprie conclusioni. Naturalmente il tempo ci dirà chi aveva ragione e chi meno. Lucio, intanto grazie per questo collegamento. Vediamo se riusciamo poi a raccontare qualcosa anche quando inizierà la manifestazione, quindi diamo appuntamento ai nostri telespettatori dopo l'una, se saremo in tempo, col Focus TG per vedere che cosa succede davanti all'Electrolux di Susegana. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, e ci sentiamo più tardi, dopo le 13 cercheremo di darvi conto proprio del presidio del secondo turno qui dalla provincia di Treviso. A te. Ringraziamo Lucio Zanato per questo collegamento. Adesso, prima di andare in pubblicità, vediamo se ci sono novità che ci arrivano dalle nostre redazioni. Per il momento no, però ci piacerebbe farvi vedere quello che è la schermata dell'ANSA di oggi, perché in sostanza è un'ANSA infarcita di notizie sul Green Pass. Basta scorrerle un po'. Green Pass, si parla della situazione a Venezia. Green Pass, si parla dello sciopero all'Electrolux. Green Pass, curiosità e saluti al debutto nella pubblica amministrazione. Insomma, c'è una valanga davvero di notizie che ci arrivano su questo tema. Allora, non abbiamo collegamenti in questo momento, li facciamo fra pochissimo. Vi diciamo solo che c'è una manifestazione eterogenea in corso a Trieste, che in questo momento sembra essere un po' più il luogo del Triveneto con una situazione più complicata. Però per esempio le parafarmacie chiedono di poter dare una mano. Sappiamo che le farmacie sono letteralmente prese d'assalto. Le parafarmacie chiedono di poter dare una mano per eseguire i tamponi. La politica chiede di bloccare i violenti prima che manifestino, e la politica dice anche: con questi dati verrà tutto archiviato a novembre. Ve ne parliamo fra pochissimo, perché sono effettivamente arrivati i dati dell'emergenza coronavirus e dei vaccini delle ultime ore, quindi li vediamo dopo la pubblicità. State con noi, torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in diretta, in onda, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, per raccontarvi quello che sta succedendo in Veneto. Giornata molto complicata, molto particolare, giornata per molti versi storica nella nostra regione, dove è iniziata l'era, speriamo breve, del Green Pass. Speriamo breve perché si parla già di un punto di caduta che potrebbe essere novembre, dicembre. Ovviamente l'ufficialità è quella del 31 dicembre, per poi vedere se bisognerà far ripartire l'emergenza o procrastinare l'emergenza o meno. C'è chi parla come ci arriva ora una nota di agenzia, come il capo della Lega Salvini, che dice: spero che il Green Pass decada prima possibile. Il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un appuntamento elettorale, dice: tanti paesi europei lo hanno già abolito, i dati del Covid sono sotto controllo e quindi spero che duri il meno possibile. Se la situazione sarà questa, penso che a novembre dovremo è il verbo che usa, archiviarlo. Quindi già la politica si muove nel giorno dell'attivazione del Green Pass sulla durata di questo provvedimento, che lo sappiamo sta scontentando molte persone, ne sta invece tranquillizzando molte altre. Visto che siamo in tema, sentiamo le ultime dichiarazioni sull'argomento da parte del governatore Luca Zaia, che aveva detto, come dicono in molti, come ha detto anche il nostro Lucio Zanato poco fa, si rischia di avere una comunità spaccata. Non ci sono cittadini che hanno capito tutto e quelli che non hanno capito nulla, ed è giusto anche che ci sia il massimo rispetto tra le diverse fazioni, perché ormai tali sono, e penso che questo non sia pericoloso, non solo perché qualcuno potrebbe anche uscire di scena, come abbiamo visto negli episodi di Roma, da condannare senza se e senza ma potrebbe essere ancora peggio, che questo coronavirus ci lascia degli strascichi che non saranno assolutamente gradevoli, che sono quelli di una comunità spaccata. Alla vigilia dell'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro, il presidente Zaia non nasconde la preoccupazione per il rischio di una deriva sociale che possa sfociare in un conflitto vero e proprio. Penso che a livello nazionale si dovrebbe avviare un'attività di pacificazione fondamentale, senza per carità rivedere il tema delle scelte di sanità pubblica. I dati dicono che la macchina dei tamponi non è in grado di far fronte alle richieste dei cittadini non vaccinati, che devono sottoporsi al test ogni 48 ore per accedere al luogo di lavoro. Se la legge dice che una persona ha diritto ad andare a lavorare con il tampone ogni 48 ore, bisogna garantirgli questo diritto, e questo non va a inficiare le scelte che hanno fatto a livello nazionale rispetto al Green Pass, ma va a consolidare un rapporto che deve essere un rapporto solido con i cittadini. Il governatore rinnova nuovamente la richiesta di dare la possibilità alle aziende di poter utilizzare autonomamente i tamponi per i propri dipendenti. Lo si è riconosciuto peraltro, visto con un decreto del Ministero degli Interni, per i portuali. Non penso che le altre aziende abbiano meno diritti di quei lavoratori. Queste erano le dichiarazioni del governatore Luca Zaia. Adesso, in attesa di poterci collegare con le altre nostre redazioni, per esempio sappiamo che abbiamo Padova in arrivo dalla zona artigianale, dalla zona industriale del capoluogo, dove potrebbero esserci problemi in corso. Noi vediamo con la regia di Alessandro Costacurta i dati dell'emergenza coronavirus. Sono dati aggiornati a questa mattina, vedete report del 15 ottobre, variazioni rispetto al giorno precedente. Vediamole assieme. Allora, sono 342 le nuove positività riscontrate, siamo a 9.068, c'è stato qui invece un lieve balzo in avanti, perché giusto ieri si diceva è plausibile, eravamo a 9.008, 9008 nel senso, e si diceva è plausibile pensare che in poche ore scenderemo sotto quota 9.000, invece abbiamo fatto un balzo in avanti. Sono 474.038 le persone positive dall'inizio dell'emergenza, sono 453.170 quelli che si sono negativizzati e purtroppo sono 11.800 le persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus. Adesso usciamo da questa tabella, vediamo il seguito, poi la parte che riguarda la sanità la vediamo fra poco, perché andiamo da Chiara Gaiani che ci aspetta, immaginiamo al MAP di Padova,
per spiegarci la situazione. Chiara, buongiorno. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori. Immagini bene, siamo all'interno con il collega Francesco Ratai del mercato agroalimentare di Padova. È il più grande mercato di tutto il nord Italia, qui si movimentano frutta e verdura con merci che arrivano anche a Roma. Ovviamente in questo momento, essendo mezzogiorno e mezzo, la situazione è tranquilla, qui il movimento vero ce l'abbiamo alle prime ore del mattino e infatti proprio alle 4:30 del mattino è stato aperto il punto tamponi che il MAP ha organizzato con 2 medici di uno studio privato che serve i suoi dipendenti, ma non solo. Dalle 4:30 del mattino fino alle 8:30 per 3 giorni sarà organizzato qui questo punto tamponi. Il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Questa mattina ne sono stati fatti 200. Abbiamo sentito il presidente del mercato agroalimentare di Padova, Maurizio Saia, che ci ha detto: oggi noi non abbiamo avuto nessun problema, il mercato è stato regolarmente aperto proprio grazie anche ad un'opera insomma che era stata fatta di grande dialogo con tutte le persone che si muovono all'interno. Questa è una piccola città dove a parte i grossisti, quindi chi viene a vendere la frutta, poi c'è il movimento dei camionisti che non sono solo italiani, ci sono molti camionisti che arrivano anche dai paesi dell'est. Ci raccontava come soprattutto in Romania in questo momento la situazione è davvero molto complicata. Per accedere ci vuole il Green Pass. Un camionista romeno che arriva magari appunto a bordo del suo camion può quindi fare il tampone e poter accedere all'interno. Una soluzione trovata attraverso un dialogo, un confronto con tutte le varie attività che ruotano attorno al mercato agroalimentare di Padova. Ci ha detto anche che non si aspettavano di fare così tanti tamponi questa mattina, vi ricordo il numero 200, e adesso vedranno insomma come organizzarsi nei prossimi giorni. Hanno richieste che arrivano anche, ci troviamo nella zona industriale di Padova, anche da altre aziende, qui soprattutto aziende di camionisti, di chi quindi trasporta merci, che si trova a dover fare i conti con quello che è l'obbligo che scatta da oggi, ma anche con questa grave difficoltà. Se mi permetti aggiungo anche un altro problema al volo. Oltre a magari persone che non hanno fatto la vaccinazione a cui quindi serve il tampone, ci sono le persone che arrivano con vaccinazioni non riconosciute, vedi il vaccino Sputnik per chi magari arriva dalla Russia, ma anche il vaccino cinese, e qui molte persone che si muovono sono appunto di nazionalità diverse da quella italiana. Quindi Chiara, ci hai dato un quadro, ci hai dipinto un quadro abbastanza complicato, esattamente come stanno facendo tutti gli altri nostri colleghi, tutti i giornalisti del gruppo Media Nord-Est. Abbiamo parlato con Vicenza, dove Gabriella Basso e Simone Squarcina sono stati anche oggetto di qualche critica molto aspra da parte dei manifestanti. C'è stato un biglietto molto offensivo che è stato messo sulla macchina di servizio della nostra redazione, quindi ci sono varie situazioni, si va dalla tensione sociale alla tensione invece lavorativa come all'Electrolux di Susegana. Vediamo anche da quelle parti c'è una tensione invece operativa, quindi continueremo a raccontare quello che succede in Veneto. Chiara, allora tu e Francesco Ratai non esitate a contattarci in qualsiasi momento, perché presumiamo fino alle 13:30 di dover dare anche altre notizie da Padova. Certo. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Torniamo in studio, avvertiamo. Allora, possiamo avere anche un collegamento adesso con Christian Arboit che dalla provincia di Treviso ci aggiorna sulla situazione. Finché aspettiamo Christian Arboit, andiamo avanti con i dati. Allora, sempre con la regia di Alessandro Costacurta, che oggi ci insegue in questa corsa e rincorsa fra fotografie, dati, video, collegamenti, che certo è molto esaustiva dal punto di vista dell'informazione, ma è anche un po' complicata invece dal punto di vista della gestione. Allora adesso vediamo Christian Arboit che sta entrando in collegamento via Skype. Quando siamo pronti gli chiediamo un cenno di conferma per poter partire. Dicevamo, allora Christian, eccoci qua, siamo in onda. Buongiorno Christian, dove sei e cosa sta succedendo? È quello che chiediamo a tutti i nostri colleghi in questa giornata oggi. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori. Intanto buongiorno a tutti. Sì, sono in
È molto complicata, perlomeno qui alla MOM, sono alla sede della società di trasporto pubblico locale della Marca, del Trevigiano. Mi trovo qui tra l'altro con il presidente di MOM, Giacomo Colladon. Fra poco parliamo anche con lui. Com'è la situazione, Ferdinando? La situazione è che tanti autisti questa mattina di fatto non si sono presentati al lavoro. Questa era la previsione, tra l'altro, della dirigenza di MOM. Ci si aspettava un 15-20% di lavoratori sprovvisti di Green Pass, così è stato. Sono saltate quindi delle corse, nonostante in questi giorni lo stesso presidente Colladon e tutta la struttura siano corsi ai ripari, coinvolgendo anche altre figure professionali, ovviamente dotate di patente. Vi do solo un numero, poi passo la parola al presidente Colladon. 67 autisti di MOM non si sono presentati, sprovvisti di Green Pass, quindi sono rimasti a casa, e altri 20 che arrivano dal trasporto privato, perché come sai Ferdinando, come sanno anche i nostri telespettatori, in questi mesi di pandemia le società di trasporto pubblico, per garantire la capienza dei mezzi, si sono rivolti alle aziende di trasporto privato. Quindi ci sono 67 dipendenti MOM più 20 dipendenti che arrivano dai comparti, diciamo così, dalle aziende private. Questo su circa 500 dipendenti, quindi puoi capire che l'ordine, le proporzioni sono abbastanza significative. Va detto che non ci sono stati comunque problemi di ordine pubblico. I disservizi hanno riguardato soprattutto la zona della Pedemontana, che come ben sai è quella più volte definita, etichettata come Novax, con la più alta concentrazione quindi di persone contrarie al vaccino o comunque perplesse, e questo si è dimostrato nei fatti oggi, soprattutto nella zona dell'Asolano, di Onigo e quant'altro. Ma appunto vorrei una fotografia puntuale da parte della presidente Colladon, che è qui in sede dalle 5 di questa mattina, quindi ti faccio parlare direttamente con lui. Presidente Colladon, ecco, qual è la situazione e quanto c'è da preoccuparsi? Allora, la situazione oggi è una situazione già che avevamo preventivato ieri, che avevamo anche informato il prefetto, perché il prefetto ovviamente è costantemente informato di questa situazione. Noi abbiamo circa 67 autisti più 20 di privati, vuol dire ovviamente 87 turni. Noi avendo messo in servizio anche i meccanici dotati di patente, i verificatori dotati di patente, qualche impiegato dotato di patente, siamo riusciti a ridurre gli 87 turni a 59. Questo vuol dire, in termini generali, oltre ad avere il riassetto completo anche del servizio, vuol dire circa 430 corsi in meno sulle 3.500 che noi quotidianamente diamo in servizio. Ci sono delle aree, mentre l'area urbana di Treviso è più controllata, il raggio è molto più stretto e quindi la situazione è molto più facile da gestire, è molto più difficile da gestire la situazione invece nell'area est urbana. E nell'area soprattutto castellana e pedemontana la situazione ovviamente è più difficile, essendo un numero più importante di autisti che ovviamente non hanno il Green Pass e che quindi non si sono presentati in servizio. Ecco Presidente, diciamo che la coperta è corta, dicevamo prima, e quindi in qualche modo per riallineare le corse e i turni bisognerà rinunciare a delle corse nei festivi. Allora, una delle soluzioni che noi stiamo prevedendo e che porteremo oggi in ente di governo è quella di interrompere nei periodi festivi il servizio. Non da questa domenica ma dalla prossima, e quindi la prossima settimana avremo maggiore disponibilità per quanto riguarda i turni. Per esempio, riducendo la domenica, che sarà il 24 credo, avremo circa 15 turni in più da dedicare
soprattutto nei periodi feriali, quindi per le scuole. E questo per garantire la capienza all'80%, perché questo poi è l'altro c'è tema. Anche un'altra problematica che è quella dell'80%, che quindi i mezzi hanno capacità inferiori rispetto al 100%. Questa è un'altra problematica che si aggiunge alla problematica del Green Pass. Ecco, tra l'altro, Ferdinando, cos'è successo questa mattina? Tanti genitori appunto preoccupati per la soppressione eventuale delle corse hanno portato i ragazzi a scuola in macchina, quindi ci sono stati un po' di problemi di traffico. Va detto comunque che a Treviso città, la situazione per l'appunto è rimasta sotto controllo. Chiedo sempre al Presidente Coladon, perché il passaggio è molto delicato, lo hai sentito dalle sue parole. Cosa si aspetta per le prossime settimane? La situazione rientrerà? Cercherete di in qualche modo sensibilizzare gli autisti che in queste ore sono a casa, e se sì, come? Allora, innanzitutto io ricordo che noi abbiamo messo in piedi un servizio con un mezzo nostro e con l'Onlus e Castelmonte, un servizio itinerante per i tamponi dei nostri dipendenti. Noi abbiamo varie residenze, ne abbiamo 18, e un giorno sì, un giorno no, almeno fino alla fine di ottobre, poi vedremo cosa succede. Questo pullman itinerante andrà a Treviso, andrà a Vittorio Veneto, Montebelluna e Castelfranco, e là cercheremo di far fare i tamponi ai nostri dipendenti che non sono provvisti di vaccino. E questo è sicuramente un aspetto importante, perché secondo me riusciamo in qualche modo a ridurre la problematica della mancanza degli autisti. E lei si aspettava tutte queste defezioni con la donna? Così, un numero così importante no. Sapevo che comunque è un numero accettabile, dovevo sopportarlo, ma questo io riuscivo a sopportarlo con un'organizzazione diversa del servizio. Avere 67 più 20, quindi 87, è impossibile a far fronte a tutte le cose che abbiamo oggi. E questa è sicuramente una problematica che è irrisolvibile in questo momento. Ecco, Cristian, Ferdinando, questo è proprio il tema qui a Treviso, certo, di queste ore, è il vero tema fondamentalmente. Assolutamente. Vi dico, in queste ore stiamo tastando il polso di altre situazioni. Questa mattina sono stato personalmente nel centro, quindi tra bar e ristoranti, e lì la situazione è sotto controllo, anche perché c'è da dire si tratta di imprenditori che già avevano una certa dimestichezza con il controllo dei QR code. Invece in certi comparti c'è una sacca che ovviamente sarà da gestire da qui alle prossime settimane. Allora Cristian, noi abbiamo la pubblicità che incombe. Ci è arrivata una segnalazione, ve la passo giusto per correttezza, da parte di una studentessa di terza superiore di un liceo artistico che doveva andare con la linea 203 della MOM, poi magari me la mandiamo, ma ne parliamo più tardi, perché poi alla fine di questa segnalazione abbiamo la pubblicità. E questa ragazza dice che 50 ragazzi hanno perso la corriera questa mattina con i problemi che naturalmente si sono verificati, poi hanno atteso, alla fine sono stati portati a scuola dai genitori, quindi siamo andati a confermare quello che è successo. Magari te la giro via WhatsApp, la passi ai vertici di MOM, in modo tale che magari riusciamo a dare una risposta, ma sappiamo che vanno tutte... Il Presidente in questo momento ha veramente la situazione sotto controllo, nel senso che adesso, ecco, mi diceva, Presidente, che lei conosce la situazione, quindi questa in particolare. La corsa è quella da Cavescovo che va da Asolo verso Montebelluna. Sì. Se è quella, noi l'abbiamo già è successo che purtroppo un autista a Cavescovo questa mattina alle 6:30 ha telefonato che era in malattia, e quindi non avendo messo in campo tutte le forze che avevamo, non abbiamo potuto avere una scorta, e questa corsa è saltata. Benissimo. Presidente, allora la ringraziamo perché ha dato in diretta una risposta a una segnalazione che c'era arrivata da una ragazza che ci guarda tutti i giorni, quindi siamo riusciti anche a dare una spiegazione un po' più precisa su situazioni che poi magari rischiano di degenerare anche dal punto di vista della comunicazione, un attimo che poi la gente si arrabbia, però almeno abbiamo spiegato che cos'è successo. Noi purtroppo dobbiamo scappare perché abbiamo la pubblicità che incombe. Ringraziamo Cristian Arboit e il suo ospite, Presidente di MOM. Cristian, se ci sono altre novità ci sentiamo poi, intanto vi ringraziamo per questo collegamento. Buon lavoro, buona giornata.
Grazie, buona giornata. Torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità. State con noi, torniamo fra pochissimo, abbiamo ancora tante cose da raccontare, tanti collegamenti da fare. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo avuto collegamenti con i nostri colleghi, con i nostri giornalisti da Padova, da Vicenza, da Treviso, da Susegana per capire che cosa sta accadendo. Adesso andiamo a vedere invece i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto, che ci dicono che oltre alle 300 nuove positività riscontrate con i tamponi di ieri, abbiamo 182 persone ricoverate in area non critica, di cui 135 che sono ancora positive, 47 che si sono negativizzate. Sono 33 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 28 positive, 5 che si sono negativizzate. 182 più 33 fa 200, insomma abbiamo poco più di 200 persone ricoverate in ospedale in questo momento. È un numero che cala vistosamente, addirittura rispetto a ieri sono 14 in meno, ed è davvero importante. 10 in meno in area non critica, 4 in meno in terapia intensiva, neppure un decesso da segnalare, e anche questo è un buon dato. Vediamo invece un servizio che riguarda sempre comunque la situazione del Green Pass, perché parliamo dell'azienda sanitaria numero 3, quella veneziana. Sono pronti a fare fino a 9.000 tamponi al giorno, tutto aperto fino a mezzanotte. Vediamo. A meno di 24 ore, quando scatterà l'ora X con l'obbligatorietà del Green Pass in tutti i luoghi di lavoro in regione, si fa il punto sulla situazione prenotazione tamponi. Non ho ad oggi, insomma in questo momento, segnalazioni di criticità nei nostri 75 punti tampone. Le US si stanno organizzando con prenotazioni in modo da agevolare l'utenza, ma anche con allungamenti degli orari. Nella ULSS 3 Serenissima già in moto la macchina organizzativa per il potenziamento dei tamponi. Noi siamo pronti sull'indicazione della Regione, abbiamo potenziato le attività, l'abbiamo stesa anche come fascia oraria, arriveremo anche a lavorare fino a mezzanotte. Ci siamo attrezzati per reggere un'onda d'urto che arriva fino a 9.000, oltre 9.000 tamponi al giorno. Fino a dicembre l'azienda ospedaliera veneziana pronta ad affrontare, se richiesto, lo tsunami tamponi, attesa così ribattezzata dallo stesso direttore generale, che per il servizio ringrazia il personale tutto. Ringrazio tutti i miei collaboratori che, come nel caso delle vaccinazioni, anche in questa situazione hanno dimostrato un'attenzione e una abnegazione enorme. Tampone che si prenota direttamente anche via internet sul sito della ULSS 3, dove è possibile calendarizzarne la prenotazione da oggi fino a dicembre prossimo, precisa il direttore Contato. Esatto, possono essere fatte le prenotazioni sulla base di quelle che sono le esigenze dei cittadini. Il nuovo, l'ennesimo e accorato appello a chi ancora fosse in dubbio se vaccinarsi o meno. I dati parlano chiaro: l'incidenza dei casi di positività al virus, così come di occupazione ospedaliera, è bassa grazie all'alto numero di persone vaccinate, spiega l'assessore regionale Lanzarin. È perché la campagna vaccinale sta andando molto bene, e ricordiamo che quelli che sono ricoverati nei nostri presidi ospedalieri sono per l'80% in terapia intensiva persone non vaccinate e per il 65-70% in area non critica persone non vaccinate. Quindi il vaccino funziona, ci dà copertura, ci protegge e ci permette anche di tornare alla normalità, cosa che vediamo stiamo facendo anche con le ultime aperture. Adesso torniamo in collegamento con, in questo caso torniamo a Padova, ma con una giornalista diversa rispetto a quella che abbiamo visto prima, ovvero non c'è più Chiara Gaiani, c'è Luisa Bertini, che con Cristian Roque Allende ci aggiorna sulle novità padovane. Oggi tutta la redazione in campo per raccontare questa giornata campale. Davvero, buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a voi e buongiorno ai nostri telespettatori. In questo momento sono in comune qui a
Palazzo Moroni a Padova, dove abbiamo raccolto i dati relativi alla mattina, relativamente a questo esordio di Green Pass, perché dobbiamo ricordarlo, i dipendenti comunque hanno delle turnazioni, per cui diciamo il dato assoluto ce l'avremo nell'arco della giornata. Abbiamo incontrato l'assessore Francesca Benciolini, che ci ha detto che su 1800 dipendenti comunali sono stati circa un centinaio a non presentarsi questa mattina perché sprovvisti di Green Pass, quindi se non ho fatto male i conti dovrebbe essere attorno ad un 6% e quindi in percentuale inferiore rispetto a quello che è un po' lo specchio del paese, quindi sui 12-15%. Stamattina una quarantina di loro hanno aspettato davanti al comune, il sindaco e l'assessore, proprio per spiegare le loro motivazioni. Insomma, hanno chiesto questo incontro. Comunque i servizi strategici, ci diceva l'assessore, che sono stati comunque in ogni caso garantiti. Disagi invece ci sono stati per quel che riguarda i trasporti. Un 12% dei dipendenti del trasporto pubblico non si è presentato, quindi stiamo parlando del trasporto sia urbano sia extraurbano. Su 650 dipendenti non si sono presentati in 75. Ovviamente il risultato è stato che alcune corse necessariamente non sono partite e parlando appunto con l'assessore comunale alla mobilità Aragona ci anticipava che da lunedì probabilmente saranno ritarati degli orari delle corse, quindi non stiamo parlando di tagli, ci anticipava, ma di ritarare gli orari in modo tale da garantire soprattutto nelle fasce orarie più utilizzate, quindi mi riferisco al trasporto scolastico, quindi la mattina, l'ora di pranzo e in alcune fasce pomeridiane, delle turnazioni meno frequenti, quindi per garantire appunto le ore di punta. Inoltre l'amministrazione, proprio per sopperire a queste difficoltà che l'esordio del Green Pass tra i lavoratori comporta inevitabilmente, ha previsto degli sconti per chi usufruirà della mobilità elettrica e del bike sharing fino all'80% per questa settimana. Poi altro giro che abbiamo fatto in mattinata, siamo stati ad un punto tamponi dell'azienda ospedaliera e ricordo che l'azienda ospedaliera in questi giorni ha potenziato il servizio sia in termini di orari sia in termini proprio di location dove poter eseguire il tampone rapido. Questo assalto non c'è stato, ci hanno detto, perché le persone erano allineate, diciamo, al numero consueto delle persone che di solito si rivolgono a questi punti tampone, neanche nelle prime ore del mattino, che tendenzialmente per i lavoratori sono le ore più comode per poi usufruire e avere a disposizione il Green Pass. Quindi hanno mantenuto sia l'accesso su prenotazione sia l'accesso libero e poi ci hanno anche mostrato come vengono processati questi tamponi rapidi. Alcuni addirittura vengono processati in 4 minuti, quindi permettono di avere un esito in brevissimo tempo. Ecco. Qualche coda in ospedale si è formata per il controllo dei parenti dei degenti, perché lo ricordo che per accedere in ospedale comunque viene controllata non solo la temperatura ma anche il Green Pass, ma sostanzialmente il direttore generale dell'azienda ospedaliera Dalben ha detto che la situazione è sotto controllo e la macchina, diciamo, ha tenuto anche a questa giornata di esordio. Quindi il nostro giro per il momento si conclude qua, però vi aggiorneremo non appena avremo nuove notizie. Un bel giro decisamente, Luisa, ma oltre alla fredda cronaca e al resoconto di quello che è successo, chiedo, come abbiamo chiesto ai nostri colleghi che abbiamo sentito finora, che aria tira in realtà? Cioè, questi sono i dati che ci fanno capire come vanno le cose. Dietro ai dati, dietro alla fredda cronaca ci sono però le persone, c'è tensione, c'è paura, c'è disorientamento. Che cosa avete visto in giro per Padova? Andando in ospedale in realtà abbiamo visto che c'è abbastanza nervosismo, nel senso che comunque le persone nonostante sappiano già che c'è da esibire il Green Pass e quindi che inevitabilmente ci sono code e lungaggini
inevitabili appunto, non sono ben disposte nei confronti di questo strumento, almeno questa è la percezione, ripeto, poi ci saranno le eccezioni del caso, però la percezione è che rallenti, quindi sia un ulteriore elemento che, diciamo, in un periodo di, tra virgolette, sopportazioni che stiamo vivendo già da un paio di anni, va ad incidere sicuramente sugli umori, ecco, questo sì. Questo sì, assolutamente. Luisa, intanto grazie per questo collegamento, grazie anche a Cristiano Caiende per la parte tecnica. Se ci sono novità da Padova, non esitate a richiamarci in qualsiasi momento, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Torniamo in studio. Allora, prima di andare in pubblicità, vediamo al volo alcuni dati che ci arrivano sempre dalla Regione del Veneto per quanto concerne le vaccinazioni, perché ieri sono state somministrate 15.000 dosi, sono 5.000 le prime dosi, 7.126 i cicli completati. Vediamo che non c'è il balzo in avanti che si pensava di vedere in concomitanza con l'arrivo del Green Pass obbligatorio sui posti di lavoro. Più o meno siamo lì. Sono 3.222 le dosi addizionali, cosiddetti booster, ovvero la terza dose. Il Veneto ha somministrato l'87,3% delle dosi a disposizione, quindi vuol dire che c'è spazio di manovra. Poi vediamo che per quanto riguarda le percentuali, le coperture, il 75,3% della popolazione ha almeno una dose, il 71,5% è coperto integralmente con entrambe le dosi. Prima dose più prenotazioni siamo al 75,6%, booster addizionale terza dose siamo allo 0,8%. Le classi di età più o meno sono quelle che abbiamo visto nei giorni scorsi, non è cambiato molto. Disabili vulnerabili sono coperti, vediamo quasi integralmente, quindi la situazione per il momento è sotto controllo. Questi erano i dati. Adesso, sempre con la regia di Alessandro Costacurta, noi facciamo l'ultima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo, siamo in diretta come sempre fino all'1:30, abbiamo ancora tanti collegamenti, tante notizie da darvi, state con noi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Vi stiamo raccontando oggi il giorno dell'entrata in vigore del Green Pass sui posti di lavoro, con manifestazioni, tensione, movimenti di protesta e anche cose che, insomma, bisogna dirlo, stanno andando al posto giusto. Qualche problema con il trasporto pubblico, ma questo si sapeva. Sono saltate molte corse, pare che siano saltate almeno un centinaio di corse anche per quanto riguarda l'area della provincia di Vicenza. Chi gestisce i trasporti sta facendo letteralmente i salti mortali per far quadrare le esigenze dell'utenza con quelle che sono invece le professionalità, i lavoratori a disposizione, e anche qui ne riparleremo, vedremo poi come andrà a finire. Adesso, sempre per parlare di lavoro, noi siamo andati ieri a parlare con un imprenditore, in questo caso del Bassanese, e lui ci ha detto: sono costretto a fare i controlli, sarò costretto a fare i controlli, ma mi tocca fare lo sceriffo e la cosa non mi piace. Sentiamo l'intervista. Ci troviamo all'interno dell'azienda di Carlo Marostica, che ci spiega che cosa cambierà per lei da domani. Di fatto, oltre all'imprenditore, si ritrova a fare lo sceriffo. Allora, da domani avrò una nuova nomina, che sarà quello di sceriffo dentro qua. Praticamente dovrò controllare tutti i miei dipendenti se hanno il Green Pass, e chi non ha il Green Pass dovrò mandarlo a casa. La rivoluzione è al via il 15 ottobre, quando ai 2 ingressi dell'azienda sarà controllato il Green Pass grazie a questa app. Predisposto un protocollo, formati alcuni dipendenti che saranno incaricati della verifica. 60 dipendenti, circa un 10% che non è vaccinato, le risulta? Esatto, è un circa che mi risulta circa il 10% che non è vaccinato, sì. Ecco, che cosa trova secondo lei che non funziona all'interno di questa norma? Lei ha più di qualche perplessità? La perplessità è quello che si potrebbe semplificare tantissimo la cosa, ma si è resa complicata. Primo perché c'è un discorso di privacy,
che sovrappone altri tipi di discorsi, tipo che io non devo sapere se uno ha fatto il vaccino o non l'ha fatto. Certamente la mia attività, cioè il mio compito è far andare bene l'attività per tutti i miei dipendenti, sicuramente non quello di fare lo sceriffo, tu puoi entrare o tu devi andare a casa. Questa la trovo una roba incredibile sotto tutti gli aspetti. Non sono io l'ente che deve dire questo e non sono nessuno neanche per andare a dire queste robe qua. Ecco il cuore pulsante dell'attività, la parte produttiva con macchinari di ultima generazione e dipendenti cresciuti con l'azienda. Abbiamo dipendenti che li accompagniamo alla pensione quasi tutti ed è chiaro che siamo anche noi un po' impacciati e non sappiamo cosa dire a sta gente. Certamente una cosa che voglio dirle ai miei dipendenti, non siamo noi che obblighiamo loro a fare determinate cose, ma ci obbligano altri a fare delle cose che noi non vogliamo fare. Questa qua è un'attività che ha 60 persone, dove ci conosciamo tutti per nome e non per numero di cartellino. Ovviamente non siamo la Fiat dentro qua, ed è tutta la gente che ci ha fatto venire quello che siamo noi oggi, per quello che noi ci teniamo a tutti i nostri dipendenti. E vorremmo che capissero che tutto quello che sta succedendo è successo anche a noi, forse anche peggio all'inizio pandemia. Oggi possiamo dire che fortunatamente è un'attività che sta andando bene, però noi abbiamo bisogno di loro allo stesso tempo. Abbiamo parlato di trasporto pubblico, vediamo quali erano le premesse, in questo caso per SVT, parliamo della provincia di Vicenza, servizi garantiti, criticità ridotte, vediamo poi come sarà andata. Scatta il conto alla rovescia. Domani esplode il Green Friday. Sì, il venerdì verde. Verde come il pass, che diventa obbligatorio per tutti i lavoratori, anche se non tutti ce l'hanno. A quanti manca? Beh, la privacy impedisce di raccogliere dati certi, ma ipoteticamente, se in Veneto circa il 75% della popolazione ha fatto il vaccino, l'andamento per i dipendenti pubblici dovrebbe essere statisticamente in linea, quindi potrebbe esserci un 25% di non vaccinati che o restano a casa o decidono di fare il tampone. Per organizzare la turnistica e provare ad assicurare i servizi ai cittadini, il Comune di Vicenza cerca di capire su quanti operatori potrà contare. Stiamo cercando di reperire risposte attraverso i dirigenti dei vari settori, in particolare ovviamente tra la polizia locale c'è il comandante della polizia locale che lo sta facendo, e sapremo su chi possiamo contare effettivamente. Tamponarsi nei trasporti è una brutta parola, ma in chiave Green Pass ha tutt'altro significato e diventa fondamentale per garantire il funzionamento di autobus e corriere. Su 300 autisti SVT a rischio ce ne sarebbe poco meno di un centinaio che per lavorare dovranno appunto fare il tampone. Ma le corse giornaliere verranno difese grazie a meccanici e controllori abili e arruolati che sono pronti a rimboccarsi le maniche e a prendere in mano il volante. Assolutamente hanno risposto tutte le forze in campo di SVT, sto parlando di meccanici, sto parlando di personale del gruppo controllo, di controllori veri e propri che faranno turni praticamente interi, tutto questo per garantire il servizio pubblico essenziale. Così è già stato annunciato ufficialmente da SVT che su 3.698 corse giornaliere domani ne salteranno soltanto 144, vale a dire il 4% del totale. La gente non si accorgerà neanche che mancherà il servizio. Ma il giorno peggiore forse non sarà venerdì. Le farmacie per i tamponi hanno il tutto esaurito e domenica non fanno servizio. Quindi tutti i nodi potrebbero arrivare al pettine lunedì, che si preannuncia ad alto rischio per i servizi pubblici. Un vero e proprio giorno nero, un Black Monday. Poi vedremo anche quanto dura la necessità del Green Pass, perché se l'emergenza, come sembra, sta andando verso un miglioramento, perché i malati sono sempre di meno, le terapie intensive fortunatamente si stanno svuotando, in prospettiva sono anche ottimista per un ritorno alla normalità senza Green Pass. Vi racconteremo questa sera come sarà andata, ci stiamo occupando anche di quelle che sono le corse saltate, ci arrivano tantissime segnalazioni di servizi più o meno grandi, naturalmente si sapeva che le cose non sarebbero state facili oggi. Vediamo invece la situazione dei centri tamponi, in questo caso in provincia di Treviso.
Ho già vaccinato, quindi il Green Pass ce l'avevo già, ma ho avuto sintomi questa notte, non sono stato tanto bene, il dottore ha scelto di farmi fare il tampone rapido. Preferisce farsi il tampone, non il vaccino? Esatto. Come mai, se posso chiederla? Diciamo che non mi sono state date abbastanza certezze per fare questo passo, quindi al momento sono abbastanza scettico. Parte a rilento la mattinata al centro tamponi dell'ex dogana di Treviso, nonostante manchino poche ore all'entrata in vigore del Green Pass nei luoghi di lavoro, non tutti accedono alla struttura per ottenere il certificato verde. Non sto bene, per precauzione il medico mi ha prescritto il tampone. Perché lei ha già fatto la vaccinazione, corretto? No, per ora no. L'ho già il Green Pass, sono qui perché insomma non sto bene, la dottoressa ha deciso di fare il tampone per precauzione. E tra le macchine in attesa c'è chi ha un pensiero in merito al costo dei tamponi. In altri paesi pagano molto meno e 15 euro è un furto. Lei fa quello rapido o farà quello molecolare? Quello rapido fino a che è possibile. E cosa ne pensa dei 15 euro? Dei 15 euro? Che ce li potevano anche risparmiare. Farà sempre i tamponi quelli rapidi ogni 2 giorni? Al momento sì. E cosa ne pensa dei 15 euro che deve pagare ogni volta? Che sono uno sproposito. Se all'ex dogana di Treviso la mattinata è stata tranquilla, il flusso di macchine alla zoppa Sarena di Conegliano è stato più sostenuto con corsie specifiche per chi ha prenotato il tampone e quelli ad accesso libero. Non posso fare il vaccino perché ho un problema ai polmoni, però non mi danno neppure l'esenzione. Per poter accedere all'ufficio devo appunto sottopormi al tampone. E tra le varie opinioni c'è chi rimane a favore del vaccino. Se noi pensiamo ai vaccini in età infantile che hanno salvato milioni di bambini, non vedo perché dobbiamo fare questa polemica inutile. Tutte voci che raccogliamo per capire dove stiamo andando e anche che cosa è successo negli ultimi giorni, ma soprattutto cosa succederà da qui in avanti. Adesso noi fra poco avremo la possibilità di collegarci nuovamente con l'Electrolux di Susegana, dove è iniziata la manifestazione, lo sappiamo, lo sciopero da parte dei dipendenti che chiedono di poter lavorare senza questi obblighi, senza tutte queste situazioni di cui vi parliamo da questa mattina. Chiedo alla regia quando siamo pronti a parlare non ancora. Allora nel frattempo vediamo le notizie, anzi vediamo se riusciamo a farvi vedere qualche immagine di questa mattina, perché c'è stata una manifestazione di protesta anche nella provincia di Belluno. Ve l'avevamo annunciata, ne avevamo parlato proprio al volo, però c'è stato un sit-in di protesta anche a Longarone. Vediamo qualche immagine. Ecco, si parla di 400-500 persone che hanno deciso di riunirsi, vediamo, con un po' di bandiere, un po' di quello che è il tema del momento. Non ci sono stati problemi, non ci vengono segnalati problemi né per la circolazione sulla vicina statale Alemagna né per quanto riguarda il lavoro in zona. Ricordiamo Longarone, zona industriale di grande riferimento per tutto il territorio. Però al momento non ci pare che ci siano stati problemi. Invece ci dirà Lucio Zanato, che abbiamo in diretta qui di nuovo, come sta andando la manifestazione davanti all'Electrolux di Susegana. Di nuovo buongiorno Lucio. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, siamo qui perché si sta effettuando il presidio delle 13, perché qui ci sono i sindacati, perché adesso cominciano ad arrivare chi prende il turno delle 14 e quindi c'è l'attività di attenzione che c'è stata anche questa mattina alle 5 con i turni della mattina. Sono con Paola Brunetta della UIL, buongiorno. Allora intanto facciamo un po' il punto della situazione di questa mattina alle 5. Soddisfatti
soddisfatti del presidio? Sì, assolutamente soddisfatti, eravamo anche in tanti al presidio, i lavoratori hanno capito per fortuna e non si sono divisi, cosa che vuol fare il governo, di discriminare lavoratori contro lavoratori, e di fatto sono andati dentro prevalentemente i ragazzi, quelli a termine, che gli scade il contratto al 31 dicembre. I ragazzi sono ricattabili e quindi non se la sono sentita di fare sciopero. Da un certo verso noi li comprendiamo anche. Appena sono entrati poi noi abbiamo ricevuto dei messaggi: ci dispiace ma sai abbiamo paura, e quindi... Va detto che in questo presidio voi siete tutti vaccinati, questa è la cosa singolare, nel senso che voi potreste entrare, i lavoratori potrebbero entrare, invece hanno deciso di stare fuori. Perché? Perché io trovo che lasciare perdere dei diritti, il diritto al lavoro, il diritto a poter andare in mente. Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, restiamo qui a disposizione dei colleghi quando tornerà il collegamento. Allora, nel frattempo che cerchiamo di capire che cos'è accaduto, vi leggiamo alcuni lanci di agenzie. Ecco, non so se siamo tornati in onda in questo momento, forse no, vabbè. Ecco, Lucio, ci siamo tornati. Vi ridiamo la linea. Sì, io continuavo a sentirvi, non so cosa sia successo, non eravamo collegati. Comunque abbiamo perso la parte video, non la parte audio, ma andiamo avanti. Ok, perfetto, allora continuiamo. Ma allora adesso, dal lunedì, perché ormai siamo venerdì, sabato e domenica non si conta, ma dal lunedì cosa farete? Cosa faranno i lavoratori qui all'Electrolux? Noi faremo un incontro tra di noi nel weekend per valutare le iniziative da lunedì in poi. Cosa chiedete? Noi chiediamo che l'azienda dia la possibilità di fare i tamponi all'interno dello stabilimento. La nostra azienda ha un'infermeria con più di un medico. Da subito avevamo chiesto sia come segreterie che come RSU tutta di poterli fare all'interno dello stabilimento a carico dell'azienda. I lavoratori hanno difficoltà anche oggettive a fare il tampone, chi che comunque è libero di non fare il vaccino, perché fino ad ora è così. L'azienda dice di no, siamo disposti anche a venire incontro come dipendenti, però non è possibile che un lavoratore, specialmente quelli precari, che hanno delle paghe più ridotte delle nostre, debbano, o le persone che lavorano distanti da Susegana, debbano sobbarcarsi già il prezzo della benzina, che aumenterà perché in questo periodo aumenta tutto, in più anche la spesa non esigua dei tamponi. Quindi diciamo che con partecipazione con l'azienda, però fare i tamponi all'interno e permettere a tutti di lavorare. Certamente, cosa che abbiamo fatto fino a ieri. Noi fino a ieri abbiamo tutti lavorato, è da oggi che non ci permettono più di entrare al lavoro. Io la trovo una roba vergognosa. Grazie, passiamo però per due parole a Paola Morandin della FIOM CGIL. Posso disturbare Paola? Per Rete Veneta questa volta, dopo il collegamento con la consorella. Volevo chiedere, premesso che oggi insomma una linea su 4 ha lavorato, per voi lo sciopero è riuscito di fatto? Assolutamente sì, è stato uno sciopero riuscito, è stato uno sciopero condiviso con i lavoratori, avevamo fatto le assemblee anche proprio per spiegare i motivi. Abbiamo decisamente qualche problema. Allora, a questo punto, visto che siamo anche in conclusione, eccoci qua, torniamo. C'è qualche problema, torniamo a Susegana. Nella nostra azienda, e per noi ogni infortunio, ogni morto sul lavoro è una cosa che non può esistere. E l'altra cosa che noi abbiamo anche discusso con i lavoratori è la questione del rincaro dei prezzi. Non può essere che adesso noi vediamo elevare tutti i prezzi, gas, luce, materie prime e anche la normalissima spesa, e noi abbiamo salari e pensioni bloccate ancora da sempre, quindi non riusciamo a star dietro a quello che è il rincaro dei prezzi. Sono 3 temi importanti che noi abbiamo portato in discussione con i lavoratori e che hanno per fortuna portato alla condivisione di questo sciopero. Ecco, lei che sente il polso dei lavoratori.
Allora chiudiamo a questo punto, visti i problemi tecnici che insomma ci stanno in una giornata così complessa dal punto di vista dell'organizzazione e dell'informazione. Ringraziamo, se ci sente, il collega Lucio Zanato. Chiudiamo il collegamento, poi vediamo nei nostri TG di questa sera le interviste che sta raccogliendo per noi. Andiamo avanti con gli ultimi servizi. Prima di lasciarvi, vediamo anche come bar e negozi si sono organizzati con il Green Pass. Conto alla rovescia per il D-Day del Green Pass obbligatorio. Tra la corsa ai tamponi con le farmacie in overbooking e i centri tamponi dell'Uslotto, che hanno visto un'impennata controllata dall'obbligo di prenotazione della richiesta, ad annunciati presidi permanenti in Campomarzo. Previste a Vicenza nella giornata di venerdì anche una manifestazione dei sindacati autonomi davanti al comune, e nel primo pomeriggio a muoversi in piazza Matteotti saranno gli insegnanti. I riflettori sono puntati sul mondo della pubblica amministrazione e dei servizi, il trasporto pubblico piuttosto che la raccolta dei rifiuti. Nel privato le aziende si sono attrezzate, anche se il rischio di lavoratori che rimangono a casa è elevato. Ci sono poi i negozi, le catene che hanno già avvisato che chi non ha il Green Pass può starsene a casa, ovviamente senza stipendio, e ancora i bar, i ristoranti. Poi siamo organizzati, che con il vaccino non entra, semplice, che ci vuole? Ma a parte, ma anche per i dipendenti? Vuoi lavorare, si fa il Green Pass, il vaccino, ti vai a fare il tampone in 2 giorni, punto e basta, altrimenti sta a casa, che devo fare? Noi abbiamo i dipendenti che praticamente il Green Pass l'hanno fatto quasi tutti. Qualcuno non vuole farlo e si tampona. Basta, hanno già preso appuntamento con la farmacia che da oggi pomeriggio cominciano con i tamponi. Se lo devono pagare o lo pagate voi? Perché c'era anche questa questione in mezzo. Per il momento se lo pagano loro, a meno che lo Stato non dia delle sovvenzioni apposta per questo. Tampone o giustamente viene sospeso, credo, dal lavoro. Tanti ho già sentito anche ragazzi che si sono anche licenziati, voglio dire, per non andare a farsi, ho sentito. Però voi come negozio, come siete messi, come vi siete organizzati? Allora, io e mia figlia siamo vaccinati, i dipendenti sono tutti vaccinati. Ci muniremo, anzi siamo già muniti dell'app, che se per caso avremo bisogno di controllare se uno è vaccinato oppure no, siamo preparati. Per chi magari deve fare il tampone, non vuole fare il vaccino, che se il datore di lavoro a pagarlo, lei cosa ne pensa? Da datore di lavoro? Io credo assolutamente no. Io credo che se uno vuole proprio il tampone se lo paga. Meglio ancora se si convincesse assolutamente a vaccinarsi. E chiudiamo con una raccolta di voci da parte dei cittadini che abbiamo incontrato ieri e gli abbiamo chiesto come sarà il primo giorno. Sentite cosa ci hanno detto. Risolverà davvero tutto il Green Pass, secondo lei? Speriamo, noi che abbiamo un'attività, speriamo, perché ci fanno bloccare gli ingressi, abbiamo pochi ingressi, quindi è impossibile vivere con questi ingressi qua. Io la verità ho fatto il vaccino ieri, perché siamo stati tra virgolette obbligati, perché sennò è una spesa troppo grossa, perché spendere 200-250 euro al mese per andare a lavorare per un vaccino, cioè per i tamponi è impossibile. Però allora la soluzione è stata tra virgolette obbligata a farsi il vaccino, ma ho provato ad aspettare, abbiamo provato ad aspettare in molti e alla fine si accetta quello che arriva, perché bisogna vivere, giustamente bisogna lavorare. Per me non cambia niente, non si risolve la cosa però io non sono vaccinato. E si farà i tamponi quindi? Sì. No, il vaccino no, assolutamente. Io penso che da domani ne vedremo delle belle veramente. Guardi, io ho un'attività, ho un bar, non sono vaccinata, ho prenotato i tamponi, non sono coperta comunque, perché comunque posti non se ne trovano, e da ottobre non farò neanche i tamponi. Se mi fanno la multa pagherò la multa. Io ho il vaccino, ho fatto il vaccino, però il Green Pass non mi pare giusto. Io non ho né vaccino né Green Pass, quindi io penso che sia più che altro un obbligo per le persone che stanno mettendo per il Green Pass e tutto. Le cose non verranno risolte, perché comunque il virus c'è, gira, indipendentemente dal Green Pass oppure no. Può essere una forma positiva di controllo, un problema è che con gli stipendi che ci sono, chi non è vaccinato per motivi giusti o non giusti che sia,
si troveranno in difficoltà economiche. Ci sarà molta confusione, soprattutto non è ancora ben chiaro anche la velocità di risposta dei sistemi, se chi farà il tampone, se riceverà subito il Green Pass, cioè serve proprio il Green Pass, non un esito negativo. Lei ha fatto il vaccino? Sì, io ho il Green Pass, ho fatto il vaccino, anche mio marito, l'abbiamo fatto appena è stato possibile. Sicuramente è un primo passo per un cambiamento, speriamo che appunto i sistemi vadano come devono andare, sarà un problema burocratico più che un problema effettivo di virus. Ascolti, lei ha fatto il vaccino, se posso? Subito, immediatamente. Queste erano le voci che abbiamo raccolto il giorno prima dell'arrivo dell'obbligatorietà del Green Pass. Tutto il resto l'abbiamo già sentito questa mattina. Dall'ANSA non ci risultano novità di rilievo, non ci risultano fatti di cronaca in questo momento. Noi quindi chiudiamo il nostro Focus TG di oggi. Ringraziamo tutti i nostri colleghi che ci hanno permesso, grazie ai tecnici e agli operatori, di raccontarvi che cosa è successo in Veneto, che cosa sta succedendo in Veneto. Ringraziamo Alessandro Costacurta e Renzo Rigon per la regia. Ringraziamo tutti voi per averci seguito fin qui. Vi diamo appuntamento ai nostri telegiornali questa sera, TG Bassano, TG Vicenza, ma tutti i TG delle nostre emittenti, per sapere come è andato questo primo giorno con la Green Pass obbligatorio in azienda, ma anche e soprattutto per vedere tutto il resto delle notizie dal Veneto come ogni giorno. Grazie, buon pomeriggio.